Gente che chiacchierava e mangiava tra i tavoli della pizzeria da Pino durante i rintocchi del ricordo e poca presenza di cittadini, in particolare di giovani e scuole. Sono state queste le note stonate dell'82esimo anniversario del tragico bombardamento di Treviso il 7 aprile 1944. Due segni di un'indifferenza per un ricordo che va via via sbiadendosi nella memoria collettiva. In particolare fastidioso il brusio mentre la campana civica segnava quei minuti interminabili quando 159 velivoli americani sganciarono 2000 bombe che causarono oltre 1600 morti e rasero al suolo oltre metà del centro storico cittadino. Così come il vuoto in piazza colmato da un'ambulanza arrivata per soccorrere una delle 3 persone che si sono accasciate a terra nel corso delle cerimonie. Segnali di un ricordo da rinnovare nelle coscienze, considerando quanto sia invece ancora vivissimo nelle cicatrici della città. Per questo l'impegno del sindaco, con una lettera diretta a Giuseppe Giordano, titolare della pizzeria da Pino, perché il prossimo anno ci sia più rispetto per il ricordo, è soprattutto legato ai giovani e alle scuole. Dobbiamo partire dalle ferite della nostra comunità, ricordandole tutti da comunità, anche coloro che magari sono distanti anagraficamente da quel periodo, però ognuno di noi nelle nostre famiglie porta con sé dei ricordi e quindi io voglio fortemente che questa storia venga studiata nei libri di storia, che questi ragazzi vivano i luoghi della distruzione e del ricordo, proprio perché facciano tesoro di quanto è successo, perché in futuro non succeda più.